Noi ci siamo sentiti proprio anche poco prima di iniziare questa conferenza stampa, le notizie che arrivano sono tranquillizzanti, Arturo sta bene, ovviamente è ancora sotto controllo medico, però noi contiamo di riaverlo presto tra noi. Doveva esserci anche lui oggi a presentare il patto per la sanità veneta. Invece Arturo Lorenzori è ancora ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova, dove viene sottoposto a tutti gli accertamenti medici dopo lo svenimento di domenica causato dalle conseguenze del Covid. La febbre va e viene, ma il professore, candidato presidente della regione per il centro-sinistra, è in ripresa e spera di essere dimesso nei prossimi giorni. Intanto il suo gruppo ha continuato per lui a portare avanti la campagna elettorale, presenziando agli appuntamenti. Ecco allora le proposte sul tema sanitario con la richiesta di potenziamento delle strutture pubbliche. Contestiamo fortemente il processo di privatizzazione che è stato messo in atto in questi anni, che ha prodotto una riduzione sostanziale dei posti letto pubblici e progressivamente anche invece un allargamento nella sanità privata. Questo vale anche per tutto il resto dei servizi. Va da sé che appunto sia registrata in tutta la regione una riduzione, diciamo, dei servizi prestati, quindi un allungamento delle liste d'attesa e una carenza della qualità del servizio. Sicuramente la proposta che ha fatto la Regione di investire 6 milioni di euro dirottati però nella sanità privata e convenzionata per recuperare queste liste d'attesa non ci sta bene. Noi pensiamo che sia la sanità pubblica che vada potenziata, che vada potenziato il personale che lavora all'interno della sanità, ma soprattutto che vada articolato un lavoro sanitario anche a livello territoriale, potenziamento delle strutture, potenziamento anche, diciamo, della medicina di secondo livello.